Siamo con il sindaco Provoli di San Bonifacio. Ecco. Salve, sono molto contento di vedere già parecchie persone che stanno frequentando la nostra fiera di San Marco. Speriamo che l'inizio, che è stato turbato un pochettino dalla pioggia, difatti abbiamo spostato e rispostato le attrezzature, che il tempo ci permetta di manifestare tutte le iniziative che abbiamo messo in programma, sia culturali ma soprattutto artigianali, produttive e commerciali, che sono insomma l'elemento di attrazione principale in centro, che si passeggia in centro quest'anno, e speriamo che molta gente accolga il nostro invito. Assessore alle attività produttive De Luca, una nuova disposizione della fiera che vuole dare lustro anche alle attività del centro storico. Sì, esatto, è una nuova disposizione, è un ritorno a quella che era l'origine della fiera di San Marco, quindi un ritorno sulle vie del centro, un ritorno anche alla data originaria. Dopo 2 anni di pandemia e di edizioni estive, ritorniamo finalmente al 25 di aprile. È una edizione che appunto vuol dar lustro alla fiera stessa, ma in contemporanea anche alle attività che sono presenti sul nostro territorio. Presidente della provincia di Verona e sindaco di Colonia Veneta Manuel Scalzotto. La fiera di San Marco, una fiera importante per tutto il territorio dell'est veronese? Sì, certamente. San Bonifacio riveste un po' il ruolo di capitale della parte est della nostra bellissima provincia e di conseguenza, sia per dimensioni, sia per tradizione, sia per centralità del territorio, dà con questa bella iniziativa così lustro a tutta la parte orientale della provincia di Verona. Sonia Biasin, sindaco di Zimella, una disposizione alla fiera diversa dal solito? Sì, ho visto, io sono intervenuta molto volentieri a questa inaugurazione perché comunque è un segno di ripartenza dopo 2 anni veramente difficili per tutti e sotto tutti i punti di vista. Ho visto una distribuzione molto particolare, molto diversa, forse più gestibile anche perché quando tutto era raggruppato era un po' difficile accedervi. Vediamo quale sarà il risultato. Complimenti all'organizzazione. Pasticceria Colombo, quest'anno una fiera con una nuova disposizione. Avete trovato delle difficoltà in questa nuova organizzazione della fiera? La difficoltà più grande è stata nel momento della partenza della fiera, perché da mercoledì pomeriggio alle 14 le strade si sono chiuse per l'allestimento. Un allestimento importante, molto importante, ma ha creato la desertificazione del paese purtroppo. Abbiamo cominciato a vedere gente venerdì sera, verso le 6. Nel mio caso ho perso per 2 giorni il mio giro delle colazioni della mattina e gli altri hanno perso tutta la giornata, perché chiunque chiediate che non sia un commerciante, che non possa essere fazioso, che ha ben visto il paese deserto. Sarebbe stato anche piacevole se l'amministrazione comunale avesse parlato un po' più con noi commercianti. La causa-effetto, come ho già detto, di questa fiera nei giorni scorsi è stata pesante e soprattutto io ho notato una cosa spiacevole, che è stata la mancanza di rispetto nei confronti dei banchi del mercato storico. E cioè, in un momento come questo, la fidelizzazione che anche i banchi del mercato fanno con i loro clienti è importante, è stata importante per uscire dai momenti della pandemia. Signor Ambrosini della libreria Bonturi, quali sono le sue impressioni rispetto alla fiera di San Marco di quest'anno? Allora, le impressioni, diciamo che noi siamo venuti da una fase nella quale il dialogo con l'amministrazione è stato molto difficile, perché ci siamo trovati questa nuova proposta scodellata senza che ci fosse stata comunicazione con gli esercenti coinvolti. Perché dovete capire che vedere il centro bloccato per una settimana ci preoccupava e ci preoccupa ancora. Infatti, nel momento in cui sono andati ad allestire, hanno bloccato di fatto il centro da mercoledì pomeriggio fino al momento dell'apertura della fiera. Poi è chiaro che la fiera in sé rappresenta un attrattore e quindi oggi c'è traffico, c'è flusso e questo va bene. Frantoio Fornaro, alla 4ª edizione della Fiera dell'Agricoltura delle Due Valli, come sta andando? Insomma, non c'è male, adesso c'è un po' di gente che passa e che assaggia l'olio e quelli che lo assaggiano sono tutti contenti. Cosa avete deciso di portare per questa edizione?
Allora abbiamo portato un fruttato delicato, fruttato leggero e poi il nostro fiore all'occhiello, il Conte, che è un olio leggermente più forte, è un fruttato medio e viene raccolto precocemente intorno al 10 di ottobre per avere più qualità e anche più profumi. Siamo con Nicoletta della ditta Spazi Tecnologie d'Ombra. Come sta andando questa edizione della fiera? Sta procedendo bene. Il tempo sta tenendo e quindi grazie a tutti gli espositori sta uscendo una bella fiera. Il flusso di gente è abbastanza discreto. Quali sono i nuovi prodotti che state proponendo qui alla Fiera di San Marco? Allora i nuovi prodotti sono i Pargo Solar, pannelli solari per le coperture, che stanno andando molto bene in questo momento, e adesso in collaborazione con Piva Group anche infissi in PVC.